Giulia. Gloria. Età 22. 19. Soprannome. Ciucchi. Glory. Ruolo. Portiere. Portiere. Idise. Caratteristiche Da che? del tuo ruolo. Bassa, cicciottella. Basta. Caratteristiche. Professione. Impiegata. Dicono studentessa? Non tanto, Spara il primo aggettivo che ti viene in mente. Simpatica. Vanitosa. Ti definiresti così? Lo lascio dire agli altri. Sì. Perché sei finita a giocare in porta? Non lo so, cioè mi è sempre piaciuto in realtà e poi era l'unica cosa che sapevo fare decentemente. Io in realtà ho sempre fatto portiere, cioè tipo sono andata e ho detto faccio l'attaccante e faccio il portiere, ovviamente portiere non ne so mai, quindi portiere. Oggi cambieresti il tuo ruolo? A volte sì, a volte no, dipende dalle situazioni. No, non mi piace correre. È vero che tutti i portieri sono fuori di testa? Sì, luogo comune. Bisogna. Come ti trovi a Vittorio? Molto bene, fantastico. Sì, bene dai. Com'è il gruppo? Unico. Unico? Sei mai stata espulsa? Una volta. Anch'io contro il Vittorio quando ero piccolina. Tutta la partita gli ho detto solo all'arbitro e dopo tipo è finita la partita e io sono andata all'arbitro e gli faccio no beh ma comunque complimenti e lui uno rosso. Hai mai protestato con l'arbitro? O protesti spesso? Mai io devo dire. Un pochino. Sottovoce. Canzone e artista preferito? Artista Laura Pausini, canzoni non ne ho preferite, un po' tutte. Vabbè, artista Alessandro Amoroso, però vabbè dai, cioè mi piacciono anche Nigramaro e altra gente. Canzone vado a periodi. Mai rubato? No. Le caramelle in cartoleria e ci avevamo sempre. Ultimo libro letto? Promessi sposi. Mamma, non ne ho idea, non mi ricordo mica. Forse sto ancora leggendo Rossa come sangue, bianca come il latte, tipo una roba del genere. Da quanto tempo lo stai leggendo? Settembre. Viaggio ideale? Non ne ho un ideale, mi piacerebbe andare a New York. New York. La parolaccia che dici più spesso? Cazzo. Cazzo. Fantasia sessuale ricorrente? Poppy. Poppy. La parte di te che meno ti piace? Le gambe. I fianchi. Pregi, difetti? Pregio... Sono una persona che mi passano facilmente le arrabbiature. Difetti una marea, non so quale elencare, quelli perché è meglio. Allora, difetti, sono lunatica, permalosa. Pregi, non so dirmeli. Se vincessi alla lotteria 100.000 euro, come li spenderesti? Mi comprerei casa e li metterei da parte per un futuro. 100.000 euro, non so quanti siano 100.000 euro. Però sicuramente mi comprerei la moto, sì. La prima cosa che fai al mattino? Guardo il cellulare. Stacco il cellulare dal carica. L'ultima cosa che fai alla sera? Guardo il cellulare. Vaneggio. Una persona che stimi? Mia madre. Mia mamma. Che animale vorresti essere? Un cunicetto. Perché mi manca un dentino. Un animale. Un leone. Hai piercing? Sì. No. Dove? Sull'orecchio destro. Non ne ho. Hai tatuaggi? Sì. Sì, 2. Dove? Su tipo qui sulla spalla, dietro qua e sull'inguine. Uno sul piede e uno sotto la tetta. Film preferito? Per Arbor. 7 anime. Mi piace anche Venuta al mondo, mi piace anche. Piatto preferito? Pasta in generale. La pizza. Cosa dà la felicità? Di sentirsi sempre bene con se stessi e con gli altri. Marta Masseo. Se potessi risolvere un problema che affligge l'umanità, quale sceglieresti? La pace nel mondo. Non ho capito la domanda. Per cosa ti batteresti fino alla morte? Per nulla. Aspetta un attimo. Per il distretto 12. Sei favorevole a donare gli organi? Sì, assolutamente. Sì. All'aborto? Dipende dalle situazioni, però diciamo principalmente sì. Sì, principalmente sì. All'eutanasia? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Alla legalizzazione delle droghe leggere? Sì. Sì. Ai matrimoni gay? Sì. Sì. Credi a una vita dopo la morte? No. Spero. Al diavolo? No. No. Al destino? Assolutamente sì. Ovvio, cioè c'è il destino, ovvio. Sei felice? Potrei esserlo di più. Sì dai, non mi lamento, c'è chi sta peggio. La suoneria del cellulare? Tin tin tan, tin 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 boh. Non mi ricordo. Poppi 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 poppi. La tua migliore amica, salutala. Non ce l'ho perso. Ciao Benny! Lampada di Aladino, esprimi un desiderio. Vorrei avere una vita serena. Ma non ne ho. Soldi. Mare o montagna? Mare. Fai la faccia più brutta che riesci.
La prima città che ti viene in mente. Parigi. Barcellona. La prima nazione che ti viene in mente. Australia. Italia. Un personaggio storico. Garibaldi. Facci una risata. La compagna che è più ordinata. Giulia D'Arè. Da re. Che ti fa più ridere. Glory. Alice. Che ti sta più simpatica. Tutte. Tutte. Che dorme di più. Somma. Non lo so. Più acculturata. Giulia D'Arè. Da re. Con la testa sulle nuvole. Somma, tutta la vita. Più saggia. Giulia D'Arè. Santa Giulia da re. Hai segni particolari. Cicatrice. E senza un dente. Nei. Come ti carichi prima di un match? Mi scappa la cacca, non mi carico. Merda Masseo. Spiega la realtà vittoria a qualcuno. Un gruppo unico che quando ci entri fai fatica ad uscircene. Merda Masseo. Non lo so. Spiega il fuorigioco. È quando l'attaccante avversario si trova al di là della linea dell'ultimo difensore della squadra che difende. Quando l'attaccante o comunque sia un giocatore della squadra avversaria è oltre la linea dei difensori quando parte la palla. Sì. Il tiki-taka. Passaggi continui senza far toccare la palla all'avversario. Non ho idea. Il pressing. Correre incontro all'avversario che ha il pallone per cercare di rubarglielo. Sì, far pressione all'avversario che ha la palla. Chi vince il campionato? Non lo dico. Poppy. Mai preso una sbronza? Una volta. Sì. Mai visto un film porno? No? Mai. No. Spiega la parola amore. Una sensazione bellissima che ti fa stare con la testa tra le nuvole, che non ti fa pensare a nient'altro che a quella persona. Felicità? Siete molto attaccate alle vostre mamme? Sì. Sì, la mamma sì. Carla. Ciao mami. Entrambe siete zie. Salutate i vostri nipotini. Ciao amore mio, fate i bravi. Ciao amore. Ciao amore. Un aggettivo per questo gruppo. Inimitabile. Stupendo. Salutateci! Ciao! Ciao.